Quando il capitano è del popolo, por parte de Diego. Siamo lui, nello sguardo fiero e triste, siamo lui, sui muri sbrecciati del popolo che non s'arrende. Siamo lui, nell'allegria senza freni e nel dolore profondo, ancora lui, nell'errore e nella colpa di essere inesorabilmente veri. Siamo lui, ogni giorno, davanti al sole che ci bacia e nel fango che ci affligge. Siamo sempre lui, nella rabbia e nel genio, quella forma di sostanza forte di carne e sangue. Siamo lui, sul mare che abbaglia, sul golfo che ci guarda, sul vulcano che ammonisce muto. Non abbiamo paura. Come lui siamo quello sguardo rivoltoso, ribelle, innocente e feroce, dove ci riconosciamo. Siamo la sua lotta al gioco del potere e giocando lo combattiamo, abbattendolo. Siamo quella vittoria, quella vendetta, quella gioia irriducibile. Siamo quella parte dove la fantasia occupa tutto, facendoci sogno collettivo, magia che non vogliamo mai perdere. Siamo con lui, por parte di Diego. Amici miei, amici bellini, voi dovete dirmi, perché io sono sconvolto e pare la notizia sia vera. Ditemi se si sentiva, perché sono andato al volo, non riesco a ragionare, cioè improvvisamente da un minuto all'altro stavo organizzando il video di oggi, stavo ascoltando come si chiama? La conferenza stampa. Stavo organizzando il video, il mio cellulare è impazzito, come potete immaginare. E quindi praticamente tutti mi hanno cominciato a scrivere, pare che insomma si è confermato, Clarin, i vari giornali, poi ritwittata, la Repubblica. Ad un certo punto io ho pensato si trattasse del figlio di Diego Junior, perché Diego stava combattendo e credo stia ancora combattendo con il Covid, il figlio, e quindi mi sono fiondato sui social di Diego Junior e non ho trovato nulla, e poi è il papà. È il papà un po' di tutti noi, cioè mamma mia. No, veramente, cioè io oggi adesso sono live perché tutti noi abbiamo il diritto di lasciare una parola e voi avete il diritto di scrivere una parola di cordoglio. E io voglio farvi vedere tutti i vostri commenti a uno alla volta, perché mamma mia. So che lo so cosa intendi. Ci sta facendo lo speciale, vabbè, figuriamoci. Capisci la sua grandezza quando anche chi non l'ha mai vissuto conosce ciò che ha fatto. È giusto, Giovanni, è giusto. Io, se voi sapete le altre, insomma, gli altri video, io l'ho visto dal vivo, ma avevo 3 anni in tribuna e ovviamente che potevo capire. Ma poi... E adesso facciamolo per Diego, vinciamo sto scudetto distrutto da questa notizia, Alex. Sarebbe una favola straordinaria, ma ci manca proprio cioè uno così, uno con quella personalità, l'unico al mondo capace di avere la personalità di non rimproverare i compagni, ma farli sentire più forti e renderli più forti a tutti gli effetti e portarti in alto anche da solo quando tutte le avversità. Anche io ho letto Mixed Branch, ho letto un misto tra infarto e crisi respiratoria,
che poi non sono riusciti a sistemare poi in ospedale. Andrea, ti capisco. Romina, Diego non è morto, vivrà nel cuore di tutti. Grande Diego, è morta la storia del calcio. No, Ciuchi, no, noi dobbiamo andare avanti. Io capisco, è un momento veramente di sconforto. Cioè, quando muore un grande della musica, un grande personaggio famoso, tutti stiamo male, li sentiamo vicini perché li conosciamo. Diego è qualcosa di più. È ancora qualcosa di più, non è solo una superstar, è uno che è stato veramente dalla nostra parte. La moglie di Diego ha scritto di rispettare il momento, quindi è proprio vero, ho sperato non lo fosse. Ma tutti sulla noia, è chiaro, è chiaro. Maradona era tutto, mamma, papà, zio, cugino, fratello. Sarà sempre nei nostri cuori. Mi credi, Vale? Non ci posso credere, sarei sempre con noi, Dios. È morto il dio del calcio ed è stato un nostro calciatore. Riposa in pace. Fabio. Ciao Vale, condoglianze al calcio e a tutti noi. Riposa in pace, Diego. Un dolore lacerante. Sì, pare sia tutto vero, amico mio. Non so cosa dire, mi si è rotta la voce mentre parlavo. Mark, eh. Ma io per questo sto live, perché se mi metto davanti alla telecamera e devo cominciare a parlare, io non so veramente da dove cominciare. Allora io mi metto live e voglio sentire almeno la vostra vicinanza in un momento in cui non... Preferisco far parlare voi una parola per uno e andiamo avanti, perché è andato un altro pezzo di Napoli. Ciao, il vero calcio ci ha lasciato. Ciao Vale, una brutta notizia, dispiace, era un grande, ci mancherà. Da tifoso del Napoli sono sconvolto. Grazie VAP Giorgia per esserti iscritta. Sono sconvolto e non esistono aggettivi per descrivere tutti i napoletani, per tutti i napoletani, cosa stanno provando, è vero. È vero. Ho una tristezza in corpo incredibile, ragazzi, ma voi non lo so, mi vedete, voi mi conoscete, io sono pimpante durante le live. Ieri abbiamo fatto una live bellissima con Asso e Catto. Sto organizzando, capito, altre live con loro perché era bella proprio di ritmo, di grande ritmo. Bello questo, Paolo, ci hai fatto rispettare in tutto il mondo. Grazie, unico e grande re. Bellissima questa, Paolo. Bellissima. Io per questo, io per questo vado live, per far parlare voi che oggi magari avete più spunti di me. Chi l'ha visto, chi era abbastanza grande quando abbiamo visto, ci serve la memoria, ci servono quelli che l'hanno vissuto ancor più, e anche le testimonianze dei giovani che per memoria degli altri, no? Per guardando video, guardando la cronaca. Te lo vorrei dire tanto, Pablox, te lo vorrei dire tanto. Maradona Forever, addio mentore. Una mia prof l'ha nominato ieri. In che contesto?
Mio zio mi parlava di Maradona come il giocatore alieno che spostava la palla col pensiero come se fosse telecomandata. Per me è sempre stato questo, ma il suo valore va molto oltre il calcio. È vero. Sorvegliaci dall'alto. Sapete, stavo pensando anche quando fanno, no? Adesso insegna agli angeli che vuoi, cioè, che vuoi insegnare? Se tu provi ad insegnare agli angeli come giocare come dribblare una squadra, ma che vuoi non puoi insegnare niente, cioè uno è trino, ma non scherziamo. Attenzione, tutti troppi messaggi. Caro amico, io che ho visto, essendo anche più grande d'età, un nodo alla gola. Esatto, ma io è questo che sto cercando in questo momento. E vorrei non perdere nessun messaggio. Piano piano li sto recuperando tutti. Ragazzi, perdonatemi, ma voglio cliccare uno alla volta. Giustamente siete tantissime. Li prendo a campione. A campione. Grazie Aguilera, John Wayne. Veramente li prendo a caso perché scorre velocissimo. E voglio dare un minimo spazio a tutti per esprimere una parola. Esatto Alessio, esatto. Viene da vedere piangere mio padre, è stato straziante lui che ha vissuto Diego. E anche qui, anche il mio... Ok, mi arriva il buon Elpidio, mi lancia il solito straordinario. Ho aperto la live con uno scritto di Nicola De Cornelis declamato da mio padre, e Nicola ovviamente ci lascia il suo pensiero e ve lo leggo in diretta. Il tuo cuore, Diego, ha smesso di battere ora. Il tuo cuore, Diego, ha finito di donarci quell'allegria, quella gioia che tutta Napoli accoglieva. Il tuo cuore, Diego, era il nostro cuore napoletano, solo nostro, tutto fortemente nostro. Il tuo cuore, Diego, oggi ci tradisce e restiamo così, paralizzati dal dolore. Enorme come quella felicità che ci davi sempre e tutti i giorni e tutte le domeniche del nostro abbracciarci, che era il tuo abbracciare la città. Il tuo cuore, Diego, si ferma e con noi si ferma tutta la bellezza che eravamo. Il tuo cuore, Diego, ora lo portiamo con noi. Scusatemi. Sempre nel nostro cuore. Il tuo cuore, Diego, il tuo maledetto ed amato cuore, ci lascia come statue fatte di pianto e d'amore, statue del ricordo che non muore mai, statue del tempo che attraverseremo col tuo cuore, Diego. Il tuo cuore dentro di noi. Anche adesso, Diego, anche adesso che il tuo cuore è fermo, c'è qualcuno, qualche bestia feroce che sul tuo cuore sputa le sue sentenze da miserabile moralista, e questa canaglia non merita il tuo cuore. Ed il ricordo che donasti a tutte le genti del sud con le tue magie, le tue vittorie, che erano le nostre vittorie, le nostre incredule magie. Il tuo cuore, Diego, il tuo cuore bello e maledetto, è e resta il cuore di tutto il popolo che ti ama e lo farà sempre. Tu, scugnizzo del popolo, tu cuore del popolo, tu Diego, tu. È il cuore che non morirà mai. Io ringrazio Elpidio per avermela girata, ringrazio Nicola per averla scritta. Fate pazienza, veramente io sono in difficoltà.
sono quelle cose che tu non ti aspetti, cioè non ti aspetti che reazione avrai, no? Non ci pensi, è anche presto, cioè 60 anni, è presto, non sono pronto, non sono pronto. Oggi noi napoletani è come se avessimo perso un genitore. È vero. Il Napoli e i napoletani da oggi sono più soli. Lo stadio deve essere chiamato Diego Armando Maradona di Napoli. Pasquale, sono d'accordo senza alcun... Io sì, Stadio San Paolo, glorioso, lo Stadio San Paolo dove ha giocato Diego, sono d'accordissimo. Qualcosa va fatto e va fatto. Quando l'ho saputo ho pianto e sono juventino. Grazie Giovanni per la tua testimonianza. È ovvio che oggi si mettono da parte tutte le maglie, le persone come te lo sentono. Per l'equipe è morto un dio, come dargli torto? Spero che la notizia venga smentita. Guarda, lo spero anch'io, Luigi. Spero che tra qualche ora tutto ciò diventa inutile e facciamo una brutta figura globale, tutti. Ma sto piangendo in bagno, sono napoletano. Oggi non si parla di calcio. No, ma perché va oltre il calcio, Capitan Giovi, hai ragione. Va oltre il calcio. Valerio Ita, tifoso del Parma, nato a Caserta e fiero di essere terrone, sto piangendo. Questo non l'aveva fa Diego, non l'aveva fa. Drexoit. Sto piangendo da un'ora. Diego Armando Maradona è una di quelle figure leggendarie divenute immortali e come tale lo consideravano. Per questo quando la vita ti sbatte in faccia la realtà fa male il doppio. Davide, è vero cazzo, cioè perché non ci vogliamo credere? Perché io sto così in difficoltà e non ci voglio credere? Perché no? Perché non è veramente, non è il calciatore, non è come si dice, non è la superstar John Bonham, no? Il batterista dei Led Zeppelin. Non ci posso credere che è morto. Ma sono è qualcosa di più, porca puttana. Mi chiamo Diego solo per lui. E quanti come te, amico mio, sono stati chiamati Diego a Napoli per questo motivo? Quanti? Ho appena litigato con la mia ragazza perché non sa cosa significa Maradona per il calcio e per i napoletani. Antonio, in questo momento capisco, lei capirà, cerchiamo noi di capire chi non può capire, perché ovviamente non tutti lo possono capire, però poi sono sicuro che farete pace. Da Juventino mi dispiace sul serio, oggi è morta una leggenda, ora vado su FIFA e gioco con il suo personaggio. Antonio, è bello, sì, fallo. Fammi leggere, non arriva il commento, stanno scorrendo. Sono dall'Argentina e anche noi siamo del sud con Maradona e come voi napoletani. Grazie Fabio Lazzarini, grazie mille. E la parte in cui nello scritto di Nicola lui dice anche oggi qualche bestia utilizzerà il tuo nome per buttarti fango, è vero, io lo sto intraleggendo, ma siete talmente stronzi e piccoli e inutili che non avrete mai un momento, nemmeno un secondo di notorietà. Non ve lo leggo il messaggio, scrivete il cazzo che volete voi, non vi leggo niente.
io leggo quelli sinceri, quelli che stanno scrivendo cose sincere senza azioni. Quelli che vogliono infangare, quelli che vogliono così, fate il cazzo che volete voi, non mi interessa nulla. Siete talmente ridicoli e piccoli e beceri, e siete gente di merda. E va bene così. Però non gli date nemmeno corda. Ho sbagliato anche io a sottolinearlo. Non dico il nome, ovviamente. Ma voi non date corda, perché quando non dai corda al troll, a quello che viene per avere i 5 minuti di notorietà, dicono: ma con me io li ho insultati, li ho provocati e non hanno risposto. E quindi poi si scocciano, quindi non li ascoltate proprio. Allora, non riesco a smettere di piangere, non me ne frega se facciamo tutti una figuraccia globale, voglio che smentiscono. Anche io, Starel, anche io. Ditemi che smentiscono. Il mio cellulare ovviamente continua a impazzire e veramente spero che prima o poi che mi arrivi la notizia, quella là bella. Non sta arrivando in questo momento. Sono sardo, ma oggi siamo tutti napoletani. Grazie Alessandro. I messaggi scorrono veloci, li becco al volo. Kobe Bryant, bravo. IRG, mod di René Piano, Kobe Bryant e poi Maradona, che 2020. Ce lo ricorderemo tutti, ce lo ricorderemo tutti questo anno del Katia De Simine. Il 2020 sta andando di male in peggio, si sta prendendo tutti. Kobe Bryant Maradona era una leggenda. È così, ma al di là, insomma, ora questi sono i nomi ovviamente che toccano tutti, perché tutti li conosciamo, strafamosi, e hanno significato tanto per tanta gente, ma si è portato via anche tante persone non famose che meritano un ricordo. Vabbè. Veramente io boh. Riprendo a far leggere un pochino dei vostri messaggi, se YouTube me lo fa fare, perché ovviamente essendo tanti è complicato anche beccarli. Però vedo che cominciano a uscire almeno i vostri avatar, e questo è buono, è una cosa nuova. Anche proietti, ma io anche su proietti io mi è preso lo sconforto, in uno dei video del giorno dopo di proietti, o del giorno stesso, io l'ho aperto, si parlava di calcio, ma l'ho aperto parlando di proietti, perché anche lui. Nel giorno della morte di George Best è morto il calcio, ma lui vivrà per sempre. Te quiero, Diego. Caro Valerio, chi critica è perché non ama e non sarà mai in grado di farlo. Era un eroe, era una leggenda, anche se tifo Roma. Grazie Miki. Scorrono a blocchi, voi non lo potete vedere, ma scorrono a blocchi. Grazie Fabio. Non riesco a bloccare i vostri messaggi, è una roba incredibile. Lui una leggenda, non verrà mai dimenticato. Avendo 18 anni, parlando calcisticamente, l'unico mio rimpianto è quello di non aver visto giocare dal vivo il dio del calcio. Sto distrutto, Simone. Ti capisco. Grazie Simone Caruso, grazie mille per la donazione. Fammi beccare il tuo messaggio, perché non è uscito. Da romanista, un ultimo saluto al dio del calcio. Grazie mille Simone.
vale 3 volte da romanista, vale il doppio perché se muore quando tra 190 anni morirà Totti, per dirne una, io starò male, cioè probabilmente varrà la stessa storia per voi con lui, non lo so, non riesco a fare paragoni. Salvatore, grazie Mark. Fammi vedere. Oggi se n'è andato il 10 più importante del calcio, mai schierato con i poteri forti, sempre a servizio del popolo contro i potenti. Diego è il numero 1 e tutti noi dentro avevamo un po' di lui. Grazie Fabrizio. Ragazzi, tutti nuovi, lo so che io qua di solito è sempre tra di noi. È un canale piccolo, siamo 3.500, una roba del genere. A tutti i nuovi che siamo qui, che sono qui per caso perché io sono fatto partire sta live, anche per chiedere se fosse vero o no, benvenuti. Io parlo del Napoli, parlo di calcio in generale, di solito cerco di fare approfondimento tattico, mi piace andare nel profondo. Benvenuti e benvenuti Marco e parliamo un pochino di calcio. Non oggi non riesce. Egregio dice Maradona è vivo, capisco a cosa ti riferisci. Bella Luca, questa sua dichiarazione. Se stessi con un vestito, la ricordo, se stessi con un vestito bianco ad un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci. Riposa in pace Diego. Vabbè, è straordinario l'immagine, la vedi, no? La puoi vedere di lui vestito bene, ma se arriva il pallone, ma che cazzo lo metto a terra. Ricordo quando il mio mister mi chiamava Maradona. Kelvin, che hai giocato a calcio ed eri un fantasista. Vincenzo Chipinti, sono morto dentro, l'ho visto dal vivo. Beato te, amico mio, anche io ma ero troppo piccolo per capirlo. Rip leggenda. Anche se tifo Juve ho 16 anni, Diego rimane e rimarrà sempre nei nostri cuori. TJ ufficiale. Fa piacere TJ perché specialmente per le nuovissime generazioni che non l'hanno visto dal vivo fa piacere. Vedi, sono juventino 0-0 e sto piangendo per Maradona. Troppo YouTube non regge. Il 2020 è fatto così, ma serio, Anto? Ma serio? E infatti GX Ninja ci fa un breve recap almeno di quelli più famosi, ma ce ne sono altri, come ho detto prima, ovviamente meno famosi, parenti nostri, amici nostri che se ne sono andati per il motivo della pandemia. Questa non è legata oggi, quella di Maradona, a quanto pare, poi arriveranno notizie e dettagli, non è legato alla pandemia, però molti, e l'ho detto a inizio live, insomma, molti ci hanno lasciati che sono parenti, madri, padri, fratelli nostri, figli, ci hanno lasciati per la pandemia e ovviamente non avranno questo risalto mediatico perché così va il mondo, ma noi lo sappiamo che il lutto è il lutto. Grazie Enzo, benvenuto. Che anno di merda, ma sì, ma proprio sì. Poi è bella sta cosa che mi ricordi, Joe TV.
quando vado allo stadio e sentire Life is Life, la canzone che lui voleva sentire per allenarsi, è un'emozione unica. Anche quello, no? Tu hai preso una canzone e quasi involontariamente l'hai fatta diventare un'icona, cioè perché quando senti quella canzone tu vedi Diego, punto! Vedi Diego con le scarpe slacciate che fa il riscaldamento, non c'è altro quando senti quella canzone, na 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 na, è Diego. E sono poche le persone che possono fare questo, che ti fanno vedere una canzone, tu ascolti la canzone e vedi immediatamente un'immagine. Sono pochi. Esatto, sono veramente poche le persone in grado di fare questa roba qua. Ninja Volpe, anche se sono juventino dalla nascita, Diego rimarrà sempre il dio del calcio, la leggenda. Grazie Ninja. Da milanista, addio al dio del calcio, grazie Mark. Le persone che amavamo e se ne sono andate non sono più dove sono, ma sono sempre vicino a noi, grazie Giacomo. Giusto, giusto. Diego non doveva andarsene, io sono interista, ma oggi siamo tutti napoletani e Diego sarà sempre con noi. Grazie Christian. È bello, è bello. Sono pochi gli stupidi che ci fanno, insomma, che mi fanno un po' di tristezza, ma la maggioranza siete persone corrette e anche straordinarie. Ma Tobia, la 10 è già ritirata ampiamente ed è grave ogni tanto metterla in mezzo. Ah, ma forse Insigne la meriterebbe. Ma stiamoci zitti, non voglio sentirlo mai più. Ma nemmeno se venisse Messi a 45 anni. Ma non scherziamo proprio. La 10 è ritirata perché, ovviamente, quando tra 100 anni un bambino che non vede i video e non conosce la storia di Maradona dice ma perché nessuno c'ha la 10? Deve chiederselo e deve trovare su Wikipedia tra 100 anni la 10 fu ritirata perché il giocatore più forte, cioè no. È storia, è la storia, per questo deve rimanere ritirata per sempre. Per sempre. Per sempre. Cioè, addio Maradona insieme a Caffè Napoli 1926, qualcuno si è iscritto e come nome del canale ti sei chiamato così, è bellissimo. Fammi sapere come ti chiami, amico mio. Il suo dribbling, la sua velocità emetteva quella gioia che ci si divertiva a guardarlo. Spero sia fake questa notizia, leggiamo sui giornali. Diego sempre nel cuore, lo spero anche io, amore mio, amico mio, di aver fatto una bella cosa inutile, che poi non è una figura di merda, io non è che sto dando ho dato io la notizia in anticipo, io leggo, il cellulare impazzisce e esprimo il mio cordoglio, ovviamente. Spero di aver fatto una cosa inutile. Ciao Valerio, grazie, sei grande, forza Napoli, grazie Alessandro. Puoi ricordare a tutti che lui non si allenava neanche, penso, ah sì, mamma mia, Lucky, hai ragione. Faccio un piccolo paragone. Quando per esempio dico Ibrahimovic, Ronaldo, Lukaku, se si lamentano con i compagni che non ricevono palla, i compagni non se la prendono più di tanto perché poi alla fine loro ti risolvono le partite. Immaginate uno che molto spesso diceva, sentite, io l'allenamento non vengo. Cioè, immagina, no? Uno spogliatoio come quello del Napoli adesso. Ma come si permette questo? Ma chi si crede di essere? Diego era così impossibile che anche se non si allenava, arrivava poi a 10 minuti dall'inizio della partita quasi, con le scarpe già addosso, e te la cambiava. E i compagni erano contenti di farlo. Non scherziamo proprio. Sì, immagina se si allena, immagina se avesse curato il fisico rimanendo longilineo, molto spesso lui era sovrappeso e comunque non lo fermavi mai. Erano tutti calci dall'1 al 90°, calci nelle gambe e lui rotolava e si rialzava. Rotolava e si rialzava sempre, non chiamava mai l'arbitro per il fallo.
a meno che non gli spezzavano la caviglia. Sì, amico, Creanza Angelo, sì, è morto il calcio, ma non dobbiamo pensare solo a Diego, mi dispiace, ma dobbiamo pensare a tutti quelli che stanno morendo. Assolutamente. L'ho detto prima, ovviamente chi si collega dopo non può sapere quello che ho detto prima. Ovviamente il mio pensiero va sempre a quelli che tutti i giorni perdiamo. Ovviamente se io facessi un post, una live o una cosa, è morto Salvatore Esposito, chi viene a dire ok, cioè è ovvio, ognuno di noi ha le persone vicine che sono lutti molto anche più gravi. Lui ci racchiude tutti in questo momento nella tristezza, questo è. Oggi mi stavo guardando un video di Diego su YouTube. Io ho amato Diego Armando Maradona e per me resterà il più forte di tutti. Chi non lo tifa non può parlare e abbiate almeno rispetto. CSSC, sono d'accordo. Non si riscaldava nemmeno, Angela, è vero. Entrava. Non c'era non c'era niente da fare. Da avellinese, tifosissimo della Roma fin dall'età di 6 anni, oggi ho pianto. La rivoluzione di Diego a Napoli resterà per sempre. Rebel Sound. Bella Massimo. Non è morto, è solo tornato alla destra del padre. Bello. Stavo beccando un messaggio di Kevin. 1960 nasce il calcio, 2020 muore il calcio. Attacco cardiorespiratorio, ci dice Evelyn, quindi ci dà delle notizie un po' più dettagliate che staranno probabilmente arrivando. Parlo da interista, tutti dovrebbero inchinarsi davanti al simile campione, sempre umile e benevole. Riposa in pace Maradona. Grazie Alex per la tua testimonianza. Era pure umile, è vero, cioè la grandezza sua. Lui avrebbe potuto fare alla Ibra, diciamo, io sono il dio di Milano, e invece no, lui era sempre, faceva sentire a proprio agio i compagni, non li faceva mai sentire inferiori. Mm-mm. Gennaro Sommella, ti ho letto, i messaggi stanno scorrendo veloci. Non ci credo, mi saluti per favore, ti saluto amico mio. Mo sta contro esatto. Esatto, sta contro Isi, Totò e tutti gli altri. Ciao Marat, amico mio. Puoi tenere uno sguardo alla chat, c'è qualcuno che rompe il cazzo, io li sto ignorando. Scegli tu, per me, a me non mi cambia proprio niente. Dispiace molto da fiorentino, ma oggi non ci sono colori di fronte alla morte del giocatore più forte della storia del calcio. Riposa in pace Diego Armando Maradona. Grazie Kevin, grazie di averlo riscritto così ti ho beccato. Stanno scorrendo velocissimi, ovviamente. Oggi è morto il maestro. Ah, bella questa. Bellissima Luca, grazie. Spero un giorno di giocare insieme a lui lassù in cielo. Messaggio di Pelé. Adesso mamma mia, che cosa, mamma mia. Perché poi è così vicino anche al suo compleanno, dove quel videomessaggio lungo di tutti i giocatori più forti ed iconici, e poi è stato male, ci ha fatto prendere paura, perché però abbiamo detto sei più forte, ha affrontato un'operazione al cervello ed è andata tutta bene, e poi così. Grazie Sad Kalluki, grazie LT Joe, grazie ragazzi miei. Ieri era il mio compleanno e oggi un bello regalo, una bella... Vabbè.
Forza Maradona nei nostri cuori. Diego, vai a insegnare agli angeli a giocare a calcio, che solo tu puoi farlo. Il pro di YouTube. Speriamo di svegliarci tutti sudati, l'avevo letto. Angela, ricordati Vale che gli umili sono sempre migliori, quelli che credono di essere chissà chi sono solo presuntuosi. Grazie Diego e grazie Angela. Mi viene in mente il video, aspetta, fammi vedere Walter Valeriani. Mi viene in mente il video delle sue giocate con Iso Pazzo e Pino Daniele e mi viene da piangere. Da un romano laziale, oggi siamo tutti napoletani. Grazie Walter. Tranquillo lui in un posto migliore, esatto, lo spero. Speriamo di svegliarci tutti sudati, è vero? Grazie Davide, benvenuto. Da interista un dolore enorme, il più grande di tutti. Diego era oltre, era un'icona, un lottatore, un talento purissimo. Un lottatore, Max, un lottatore. Cioè, a volte i numeri 10, sai, sono un po' leziosi, non vanno nella lotta. Non è questo il caso, non era questo il caso. Era un lottatore, era una bestia tosta, non si tirava mai indietro. Il giocatore migliore di tutti i tempi, sacro a Napoli. Mi piange il cuore appena letto la notizia. Giuseppe Basso, grazie di esserci. Neanche i nostri discendenti potranno dimenticare un campione di questo tipo. Ricordo ancora quella coppia del film Autogol Nino D'Angelo e Maradona, che coppia H2O, lo ricordo pure io. Era il migliore perché proprio lui, Marina. H2O, grazie. Cava BS997 pensa che a parlare dell'accaduto con mia sorella mi ha detto chi è Maradona. Adesso tocca a te, amico mio. Tocca a te, prendi un video qualsiasi, prendi, che ne so, i gol di Careca, non prendere manco i gol suoi, prendi un video qualsiasi, prendi un documentario e tocca a te far capire chi era a chi non ha potuto vederlo. Sì, Mariano, sì, ho letto prima. Bellissima questa. Magicamente Antonio, il regalo di Natale più grande che mi potrebbero fare è che ritornasse in vita. Freak, ti ringrazio. Non ero pronto, no, neanche io, amico mio, io non sto capendo niente. Non ci sto capendo niente. Veramente una di queste cose che realizzerò poi dopo, quando stacco la live. Non era un giocatore, lui era il calcio, io quasi non ci credo. Live. Io quasi non ci credo, è come se fosse un sogno, ma perché i mafiosi stanno tutti bene, le persone buone, Maradona eccetera muore. È vero che lo notiamo di più. È morto una parte di Napoli e una parte dell'Argentina solo a 60 anni, mannaggia. Valerio, ricordiamo che qui non stiamo a criticare nel male il dio del calcio. Ovvio, Marat, ovvio, ma le persone che lo stanno a criticare devono avere i loro 2 secondi di notorietà, non ci sta niente da criticare, ci sta solo da essere tristi e lasciare una parola. Questa è la cosa della live. Lasciare una parola per chi sente di lasciarla, punto e basta. Chi vuole infangasse da solo davanti allo specchio, si sputasse in faccia. Io ho pianto, e lo dico da bolognese, oggi per questa divinità del calcio dovevano annullare tutte le partite, oggi siamo tutti napoletani. Grazie Fails Gamer. Oggi il calcio perde il più grande calciatore della storia, migliore di tutti i tempi, Rip Maradona, e fanculo 2020. Te la sposo. Achille, ciao. Non ho più lacrime, sono cresciuto con lui, contavo i giorni affinché arrivasse la domenica per vederlo calcare il campo da gioco. Sì. Essere grandi a Napoli,
se YouTube fa che ha già cliccato in poco commento, essere grandi a Napoli non è come essere grandi in altre squadre del mondo, da monito per chi indossa la maglia azzurra oggi in futuro. Addio Diego. Grazie Antonio. Sì, sono d'accordo, dovete dare il doppio, mannaccia la miseria. Non è il momento di parlare dei nostri, non è il momento. Non me l'aspettavo, io auguro tutto il bene a lui e alla sua famiglia, dopo Astori anche lui, spero che in paradiso ci sia un campo da calcio e che lui possa correre insieme ad altri. Grazie Luca Radicchi. Ovviamente sì, tutti anche all'epoca sconvolti anche dalla morte di Astori, troppo giovane, inaccettabile anche quella lì. Ciao, sono tifoso interista, ma il calciatore che ho amato di più era Maradona. Sono triste, ho le lacrime agli occhi, un abbraccio. Già, Ray, grazie anche per la tua testimonianza. Se fosse morto mentre giocava, secondo me sarebbe stato meno sofferto. Kevin, sì, non lo sappiamo, ma ovviamente morire mentre fai quello per cui sei nato è una cosa così. Maradona ha portato anche la libertà a Napoli dai pregiudizi. Napoli si è fatta ascoltare nel mondo. Viva Diego, viva Napoli per sempre, viva il calcio. Grazie mille Manuel, bellissima. Mariano, ottima domanda, non lo so, mi faccio un giro. Immagino che probabilmente loro stessero aspettando comunicazioni ufficiali da parte della famiglia prima insomma, delle testate, ovviamente, perché non si può fare e stanno pensando bene cosa dire, perché non è facile. In questo momento non vedo comunicazioni ufficiali. Napoli ti ama, Diego, resterai sempre con noi. Forza Diego, perché grazie a te il mio popolo può camminare a testa alta, ti amo. Bella Francesco. C'è il comunicato, lo stemma è nero per il lutto. Fammi vedere, forse devo aggiornare. Vai, forse su Twitter prima che sul sito ufficiale. Vedo subito. Guardate, io sono juventino, ma da sportivo ammetto che sei andato il più grande di tutti, il migliore di sempre. Cogito ergo YouTube, grazie per la tua sportività e per le tue parole. Allora, io sul sito ufficiale non lo vedo se c'è su Twitter, così ve lo faccio vedere al volo. Su Instagram, ok. Vabbè, ovviamente, calcio di tendenza, Maradona, 2 milioni di tweet, ed è successo manco un'ora fa, ovviamente, per chi non riuscisse ok, quindi il Napoli praticamente ha cambiato, ve lo faccio vedere subito al volo, come ha fatto il Napoli. Ve lo mostro in diretta. Praticamente il Napoli ha cambiato il logo. Come vedete il logo è nero in questo momento, ovviamente senza i colori della società, per sempre con il cuore, caro Diego. Ciao Diego. Ed è giusto così. È giusto così. Mi piace in questo modo, come prima reazione. Allora, non puoi capire quante lacrime sto versando sulle mie mani, sono napoletano, ho solo 13 anni, ma nonostante la mia piccola età so chi sia e so cosa ha fatto. Mario, sono contento che tu a 13 anni sei informato, hai studiato, l'hai guardato, l'hai cercato. Mi dai speranza per le generazioni future. Anche io sono juventino e veramente mi dispiace un sacco per questa notizia. Ancora ora sono con la pelle d'oca. Grazie Fede.
Erano pure il compleanno di Lobotka e Maximovic, sì. Sì, cama fa. Rimarrai per sempre un grande, ciao Diego. Tutti si aspettano le nostre parole, ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime, poi ci sarà il momento delle parole. Esatto, Eddie. Esatto. Non so se tu il virgolettato, se queste sono parole tue o parole di qualcuno del Napoli. Un giorno Maradona disse: nessuno mi ha mai amato così, riferendosi al popolo napoletano. Stadio dedicato a lui per forza. Marco, siamo d'accordo. Domani gli dedichiamo una bella vittoria. Giancarlo, sarebbe bellissimo. Ha portato e porterà sempre gioia ed allegria, ricordiamolo così. Roma ti ama. Grazie Gennaro, sapevo non saresti mancato. Fabio, Vale, non ce la faccio, sono in ginocchio da un'ora. Fabio, lo so, ti conosco e lo so. Non ho vissuto la sua epoca, ma conosco i suoi trionfi e le sue magie grazie a videocassette e DVD, ma soprattutto grazie ai racconti di papà, che lo ha visto più volte allo stadio. Per sempre Diego. Anello, sì, è importante la memoria storica di chi l'ha visto, perché sì, il DVD è una cosa, ma l'emozione di vederlo allo stadio, di vedere, mamma mia, posso solo immaginare che cosa ha rappresentato. Cioè, una settimana, capito, che di lavoro, di stanchezza, di soprusi, poi arriva la domenica Almin, ma va a fare maratona. Anche perché all'epoca, capito, televisioni, eccetera, eccetera, se tu non potevi andare allo stadio, te lo dovevi sentire per radio, dovevi vedere le immagini magari di 90° minuto, non era facile, era lo stadio all'epoca. Quindi non possiamo fare paragoni di cosa ha rappresentato per noi Messi magari, e vabbè, Messi te lo guardi in televisione, streaming, in tuo cellulare, è talmente tanto un'altra epoca che tutti i paragoni sono inutili, tutti si aspettano le nostre parole. Esatto, l'ho letto già. Il calcio, il vero calcio, è nato con Maradona e finisce con Maradona, era l'emblema di un calcio vero che oramai non c'è più, era il tempo dove il calcio ci faceva sognare. Massimo, sono cresciuto con il grande dio del calcio, ciao Diego, resterai sempre nei nostri cuori. Non ho parole, sto piangendo ininterrottamente. Five. L'Argentina ha annunciato 3 giorni di lutto. Ok, Carmine, grazie per questa notizia che non sapevo e capisco. Parlo da Juventino, sono tristissimo. Oggi per me si è spezzato il sogno di conoscere il calciatore più forte di tutti i tempi. Mauro Fierro, grazie anche per il tuo messaggio. Da milanista devo dire che sono rimasto male. Era ed è ad oggi il più grande giocatore che abbia mai calcato un campo di calcio. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Grazie Stefano. Grazie Marco. Arbitro, la barriera è troppo vicina. Toccala, che gli faccio con lo stesso. Ti amo, Dios. Anche i più piccoli si ricorderanno del Dios. Tommaso, sì, è la forza di chi ha fatto la storia, di chi ha cambiato la storia. Da Juventino non posso che salutare il più grande campione di tutti i tempi, il calcio in persona. Ciao Diego, Brad Pitt. Domani sera voglio il massimo e vinciamo un trofeo, deve essere dedicato a lui. Gio TV, mi fai venire in mente che il trofeo, che grazie a lui, quello più importante forse che abbiamo alzato, la Coppa UEFA, è proprio l'Europa League che dobbiamo affrontare domani. Sarebbe un bel sogno, sarebbe una bella favola alzare una seconda Coppa UEFA e dedicargliela tutta. Quindi triplo impegno in Europa League, non ho dubbi. Il gol più bello, il gol contro la Juve, punizione in aria contro le leggi della fisica. Oggi ci hai fatto un brutto fallo. Sei andato via, Dechi. Grazie Danny. Anche tu hai 13 anni, Kevin, mamma mia.
Complimenti a chi è più giovane e sa di cosa stiamo parlando. Domani il Napoli ne farà 7, mostreranno la maglia di Diego. Salverani, amico mio, speriamo bene. A me ne basta uno, ma dobbiamo dedicargli tutto. Esatto, Christian. Esatto. Mi vengono le lacrime, ma lui è nel mio cuore. Giocare a pallone e forza Napoli. Poi questa, la canzone, no? Diventata famosa. Oh, mamma. È bellissima perché dice, sai perché mi batte il cuore? Ho visto Maradona e mi sono innamorato. Cioè, va oltre, lo capite come va oltre il risultato, no? Come va oltre il fatto che abbiamo vinto una partita, stiamo per vincere uno scudetto. Va oltre. Io ho visto Maradona e vedere Maradona in campo era già una vittoria per noi. È difficile da spiegare. Avere quella luce a illuminare il campo e le giocate, ragazzi, significa tanto, significa tanto per un popolo che di soddisfazioni ne ha avute pochissime storicamente. Ho visto Maradona innamorato, cioè, che soddisfazione, mi sto proprio divertendo, al di là del risultato. Aiuto. Vincenzo Papa. Amici bellini, capisco il dolore che si sta provando, vorrei dirvi di non piangere, ma so che sarebbe inutile. Ora quello che si può fare è ricordarlo e tramandare le sue prodezze a chi non le conosce. Esatto. Nexus, grazie. Benvenuti ragazzi a tutti quanti. La vostra presenza, per esempio, a me personalmente mi aiuta tanto. Mi aiuta tanto perché oggi è una giornata di solitudine in generale. Maradona per me è tutto, anche se sono juventino, tifo Argentina. RIP Maradona. Viola Daffina, grazie per il tuo messaggio. Però vedere Maradona venire per caso naturale, non Pelé per infarto per caso naturale che a 70 anni è veramente la morte non decide, non ti fa capire, sono quelle cose che... Ti lascio immaginare come stava, ma infatti io tra un po' devo chiamare mio padre, ma al di là di tutto, perché lui mi ha mandato un messaggio vocale quando ancora non si sapeva se era vero o no, e devo sentirlo, perché noi, e lo sentiamo anche quelli più giovani, insomma, i giovani non sono più, ma quelli più giovani, lo sentiamo di riflesso, ma quelli che poi l'hanno visto, voglio dire, da romanista oltre i colori, ciao Diego, io l'ho visto, ciao Brewer, non vi potete immaginare. Sono felice per lui, per quello che ha fatto per il Napoli e per tutto il calcio. Addio Diego. Grazie Lollo. Mattia Mauro, sto piangendo, io ho solo 11 anni. Mattia, ti capisco. Gabriele, riposa bene Maradona. Campione assoluto. Sono cubano. Fammi vedere. Sono cubano e per questo penso che possa bastare per dire il dolore che provo per la notizia appresa della morte di Diego. Nonostante sia juventino, l'amore che proviamo per il vostro Diego è enorme. Douglas Ovice. Gracias. Gracias por el tuo messaggio. Non lo so dire. Non ho mai imparato lo spagnolo. Lo capisco, però non lo so parlare. Il gol contro la Juve è un riassunto di quello che era. Ora spiegherà agli angeli come ha fatto a segnare. Dopo il finito andrà a rivedere i suoi gol e assist. Sono interista. Ciao Diego. Grazie Gero New Time.
Mhm. Mhm. Nel giorno del ricordo, Roberto Ciambelli, nel giorno del ricordo della morte di Best, muore Diego, due caratteri ribelli fuori dal campo, ma in campo erano fenomeni, stasera in cielo sale il più forte di tutti. Nel giorno del ricordo della morte di Best. Alle volte queste cose non sembrano coincidenze. Due caratteri ribelli, è vero, due non banali, due diversi dagli altri, anche se sono interisti e ho 10 anni, comunque capisco tutti i napoletani come stanno vivendo in questo momento, ma io non ci credo ancora. Ora dura agli angeli, dirà agli angeli cosa ha fatto per tutta la sua vita, spero che non è vero. Luca, grazie per il tuo messaggio, lo speriamo tanto, ma purtroppo sarebbe già arrivata una smentita. Mi dispiace tanto, un abbraccio a tutti voi napoletani, voi lo sentite di più, Log, grazie perché questo è capire effettivamente, sì, sì, lo sentiamo di più, lo sentano chi lo ha vissuto, lo ha visto, è vero, capire che noi lo sentiamo di più, lo capisci? In tutti i campi questa settimana dovrebbero imporre la dovuta fascia nera al braccio. Andrea, sono d'accordissimo, ma io credo che il calcio qualcosa lo debba fare. Il calcio in generale, internazionale, non scherziamo. Non scherziamo. Da napoletano, ciao Diego. Marco Polo, muore solo chi viene dimenticato e allora Diego non morirà mai, ovviamente. Da Juventino sono terrorizzato. Angela, benvenuto. Terrorizzato cosa vuol dire? Non capisco. Non ho parole. Red Hammer, non ho parole, quando l'ho saputo sono rimasto fermo a fissare il cielo per 5 minuti. Red, io fissavo il cellulare perché poi mi arrivavano i messaggi da Instagram, da WhatsApp, da Telegram, tutti insieme, messaggi privati, notifiche. E stavo là, mi sono bloccato un attimo pure io, ho detto no, fermi tutti veramente. Stella, speriamo che questo ci dia almeno la rabbia e le motivazioni per riprenderci e spaccare tutto. Speriamo per avere una soddisfazione almeno calcistica, almeno noi tifosi del Napoli. Ho 11 anni, tifo Juve e sto piangendo. Si è spento Maradona, si è spenta tutta Napoli. Neschio, amore amico mio, se ne va la massima espressione di talento a cui il calcio abbia mai assistito. Ciao Diego. Ragazzi, ovviamente voi sapete chi è Neschio, youtuber straordinario. Grazie per essere passato, Mario, e grazie per la tua testimonianza. Fa capire, insomma, ti fa capire quanto sia importante per tutti e non solo per i napoletani, ovviamente. Grazie, Mario. Grazie mille. Forza te, forza Neschio anche. Ti prego non piangere, dopo fai piangere anche a me. Andre, ce la farò. Ce la farò. Sto in difficoltà, lo capite, lo vedete. Però nel caso in cui non faccio lo scoop e tolgo la camera. Sì. Gli occhi si stanno un pochino... si stanno un pochino riempendo, però evitiamo. Sono juventino, se Maradona stesse giocando ancora avrei paura. Ah, ok. Questo intendi terrorizzato. Si scrive Maradona, si pronuncia Napoli e viceversa. Non c'è Napoli senza Maradona e non c'è Maradona senza Napoli. Andrea Pizzali, origini napoletane, amo Napoli e amo il Napoli. La società deve fare qualcosa in sua memoria e in suo onore. E gli 11 devono correre il doppio domani per Maradona, l'unico dio del calcio. Andrea, sono d'accordo con te su tutto. Sono d'accordo con te su tutto. Ragazzi, grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo, significa veramente molto per me.
almeno diamo una botta all'algoritmo in una giornata molto triste. Almeno mi state regalando un pochino di supporto con le vostre iscrizioni e i vostri mi piace. Lasciate un mi piace, lasciate tanti mi piace sulla live per dare una botta all'algoritmo. Che vi posso dire? Non morirà mai, sarà per sempre nel nostro cuore Rip Legend Vincenzo. Da interista mi dispiace un botto, ditemi che state scherzando. Purtroppo no. Pelé ha dichiarato: un giorno giocheremo insieme in cielo. Chi ama non dimentica. Ciao Diego, ciao grande Diego, ora illumina il cielo con i tuoi colpi di classe, sto versando lacrime amare, Massimo. Paolo, ciao, mi dispiace soprattutto per te napoletano, riposi in pace, grazie. Un uomo affettuoso con tutti, meno che con se stesso, purtroppo aveva rovinato la sua salute. Vibelaz. È vero, affettuoso con tutti, è vero. Lo dicono tutti, quelli che gli sono stati vicini. De Magistris ci ha lasciato un video su Facebook, Saberani, poi lo andrò a vedere. Il peggior anno di sempre, la morte per la pandemia, la morte di Kobe Bryant e adesso la morte di Maradona. È vero. E hai fatto bene a ricordare la morte per la pandemia in generale di persone che sono meno famose e che quindi non hanno video dedicati. Anche il Manchester United sta facendo le condoglianze al Napoli e alla nazionale argentina. Grande Tommaso che ce lo fai sapere. Da napoletano tengo 18 anni. Ciao Diego Armando Maradona, rimarrai sempre un grande. Ciao Diego. Anna Maria, sono rimasta malissimo, sentite questa tristissima notizia, sto piangendo perché quando veniva a Soccavo lo vedevo e se gli chiedevano, continua Anna Maria, continua il tuo messaggio, che questa è una testimonianza diretta, continua. Stefano, quanto amore per Maradona, vi rispetto molto napoletani, grazie amico mio. Maradona non è morto, è solo rinato per giocare ancora. Io 57enne sto male, rimarrà nel mio cuore, sulla mia pelle per sempre. Navajo, grazie per il tuo messaggio. Il tuo messaggio si dice in spagnolo, ok. Vabbè, penso sia andato l'amico cubano. No, Angela, tale qua, io non lo so, mi fermerò prima. Mi fermerò prima. Io che quando ho sentito la notizia ci ho messo 20 minuti per metabolizzarla perché non ci volevo credere, con lacrime agli occhi dico ciao, Dios. Sogno il gol di Insigne contro la Roma con dedica al dio del calcio Diego, non me ne vogliono i romanisti, ma ho i brividi al solo pensiero. Nico, i romanisti capiranno il tuo pensiero. Mi dispiace troppo, purtroppo non l'ho mai visto dal vivo, ma sono napoletano fin dalla nascita. Sognavo di poterlo conoscere, dobbiamo ricordarlo per sempre. Mr. Marcus, non c'è dubbio che non verrà mai dimenticato. Fa solo troppo male che c'è niente più. Niente più, non ci sarà più un momento in cui dichiarazione di Diego, magari Diego viene allo stadio per vedere una partita importante. Quando vi ricordate, no? Quando venne al periodo di Sarri che disse qualcosa, ma Sarri non mi convince, poi dopo cambiò idea perché solo i più grandi cambiano idea. Venne a Castelvolturno, abbracciò Sarri, Sarri che disse io già sono contento che Maradona sa chi è il mio nome, poi può dire quello che vuole di me, io già sono contento che lui conosca il mio nome. È questo che mi fa male in questo momento, cioè ciao, nel senso niente più, tutto questo non può succedere più in futuro, mai più, e
Non mi sembra giusto. Non mi sembra giusto. Maradona è più forte di tutti e nessuno lo raggiungerà. Sono sampdoriano. Grazie Lanza per il tuo messaggio. Mi fa piacere vedere un sacco di persone corrette, sportive delle altre squadre. Non avevo dubbi. Poi uno ogni 3.000 ovviamente, cretino, ma lo sappiamo, è tutta la vita che va così. Forza Napoli sempre, insegna agli angeli a tirare il pallone e rimarrai per sempre nei nostri cuori, Dio. Ho 16 anni, ma non riesco a smettere di piangere. Era più che un giocatore, lui era una leggenda. Francesco, hai ragione. Credo che già stasera si fermeranno un minuto nelle partite. Immagino di sì. Ci sono già partite in corso, cioè partite delle 6, non lo so. Credo di sì. Sì, hanno cominciato Borussia Mönchengladbach con lo Shakhtar e Olympiacos Manchester City. Credo abbiano fatto un minuto, non lo so, devo informarmi. Ma che cazzo stai dicendo? Madonna mia. Vale, puoi chiedere cortesemente di non fare il comment call, non vuoi essere costretto a mettere time out. Marat, oggi tranquillo col copia e incolla perché qualche messaggio mi sfugge e voglio dare anche soddisfazione a quelli che stanno scrivendo. Se li rileggo dopo va bene. Ovviamente il time out tu lo devi fare solo se sconfinano nella maleducazione. Oggi in particolare non fa niente anche lo spam. Cioè lo spam, nel senso, se il messaggio mi è scappato e lo vogliono ricollare di nuovo, non fa niente. L'importante è che una volta che l'ho letto non lo dicono più, non lo riscrivono più. Sono juventino e dico che è morto il dio del calcio. Rip Diego, grazie Mirko. Il derby è uno. Ciao Diego, salutaci le stelle. Mario da Avellino. Stadio dedicato a lui, sì. Sì, sì, Mariano, come no, come no, come no. E come fare a non dire che stavamo dando qualcosa in più grazie alla sua presenza allo stadio? È così. Ciao Lud, ciao Vale, aspettavo la tua live, alla notizia ho pianto tanto, mio padre mi ha raccontato tanto di Maradona, sempre con sguardo innamorato e colmo di emozione, buon viaggio, Diego. Grazie amica mia, sì, sono andato live perché io non riesco a fare un video, cioè meritava un video, ma piuttosto che dire due parole che sento di dire e che ho detto durante la live, secondo me era più importante far parlare un po' tutti noi, perché io posso dire una cosa, ma lui merita di più, e quindi io sono della Roma e mi dispiace, e a me fa piacere anche, capito, dare spazio, perché noi napoletani lo sentiamo di più. Immagino tutti gli youtuber delle altre squadre staranno facendo un video al riguardo e ognuno poi esprimerà il suo cordoglio in maniera diversa. Mi fa piacere leggere tifosi di altre squadre capire il nostro stato d'animo e sentirlo. E sentirlo. Maradona ha rappresentato per Napoli qualcosa di molto importante, è stato il riscatto, il vanto della città, quello che ha fatto lui a Napoli lo hanno fatto solo i Borboni e Masaniello, Pino Daniele. Grazie Luigi per il tuo messaggio. Mi manca non razzismo e discriminazione, questo è il Nightbot che ci ricorda come comportarci. Sì Fabio, hai ragione, hai ragione. Hai ragione. Mister Marcos, sono napoletano fin dalla nascita, non l'ho mai avuto l'onore di vederlo dal vivo, l'ho sempre visto come un mito, un idolo, qualcosa di impossibile da imitare. Maradona non morirà mai. È così. È così. Un gran pezzo di storia se ne va, giocatore esemplare, mai spocchioso né irriverente per la mia squadra, il Milan,
era il motivo di orgoglio e ammirazione. Grazie Alberto. Un abbraccio a tutti i tifosi con il cuore. Lorenzo Esposito, mi sono connesso solo adesso, Vale, davvero il cuore a pezzi e ho gli occhi bagnati dai ricordi. Grazie Dios per ciò che hai rappresentato per noi napoletani. Grazie Lorenzo. Grazie a Jack Bauer da Juventino, Diego Armando Maradona è e sarà per sempre il calcio. È molto dio del calcio, sono dell'Inter, ma Maradona è il calciatore più forte al mondo. Mi piace che dici con il presente, è il calciatore più forte al mondo, è bella. È bella come cosa. No, nessuno, non ti preoccupare. Noi dobbiamo andare avanti. Lui c'è sempre, noi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo vincere. Vogliamo provare a vincere per ricordarlo bene. Vogliamo cacciare le palle noi, cioè noi giocatori del Napoli in questo momento. Sarebbe il caso, no? Di cacciare un po' le palle. La qualità, quella non ce l'hai, e quindi, o magari ce l'hai pure, ma in intermittenza. Facciamo vedere che abbiamo anche le palle di farlo per 95 minuti contro tutti gli avversari? Sì. Sarebbe il caso per dare una piccola gioia anche al popolo napoletano in questo momento. Dai. Boom, il dio del calcio è caduto e Napoli grida il suo dolore perché il suo figlio prediletto se ne va. Grazie Diego, ci hai riempito il cuore di gioia. Riposa in pace Diego, sarai per sempre il nostro padre del calcio. Bravo Scream, dedichiamo qualche coppa. Maradona sarà sempre con noi. Assolutamente sì. Tutt'oggi credo che si sottovaluti Maradona parlando di lui solo come un grande calciatore, è stato sempre molto di più di un atleta, ma un segno di forza. Luigi, sì, vabbè, io ho letto delle cose all'inizio, ho mandato un altro video, ovviamente, al riguardo, e sì. Ovviamente qua mi stanno telefonando, ma io non posso assolutamente rispondere in questo momento. No, non è questa. Dove sta? Screenshot, eccola qua. Questa l'ho vista qualche minuto fa, credo a questo punto un'oretta fa, su Twitter, sul Twitter del Napoli. Diego ha fatto la storia del Napoli, la stagione di quest'anno deve essere qualcosa di straordinario con i vari trofei a disposizione per onorarlo. Grazie Pixel, speriamo bene di toglierci una soddisfazione. Anna Maria Pistone, sempre con affetto, addio grande calciatore, unico campione che ci ha dato la gioia più grande. Quando venivi a Soccavo non ti sei mai rifiutato di farci autografi e di fermarti con noi. Questa è la testimonianza di Anna Maria, vedi? Anche l'umiltà, no? Così. Vivendo negli USA sicuramente non sarà passata inosservata ai tuoi occhi pure la morte di Stern. Ricordo ancora quando mi svegliai alle 11 il 1 gennaio leggendo la tragica notizia che Annaccio è un'annata veramente assurda. Veramente assurda. Esatto. Lo stemma nero, sì. CR7 ha scritto un messaggio da brividi. Lo leggo, mi fa piacere oggi
che veramente non ci sono per me, non ci sono sfottò, non c'è rivalità calcistica, non c'è niente. Oggi c'è solo un pensiero tenero su una persona che ha significato troppo, troppo, troppo per noi. Ovviamente lo dovrei tradurre perché l'ha scritto in spagnolo, ma ve lo posso mettere così. Non voglio leggere in spagnolo, che non saccio leggere in spagnolo. Ma qualcuno che conosce lo spagnolo in chat me lo può anche me lo può anche tradurre, magari. Questo è il messaggio di Cristiano Ronaldo. Oje, quindi immagino oggi despesome de un amico e un mondo d'esperienze, un genio eterno, e questo si capisce. Uno dei migliori di tutti i tempi, un magico ineguagliabile. Parte demasiado cedo, más exalegado, sin límites. Más sarà prensito. Che poi questo non è manco proprio spagnolo, non lo so. Vabbè, comunque. Traduci tu, Amora, ce lo farai sapere tu. Da Juventino siamo con voi, resta in pace Diego, sarai sempre una leggenda. Oggi siamo tutti napoletani e portoghesi, no spagnolo, infatti, sto proprio a pezzi. Sto a pezzi. Hanno acceso le luci del San Paolo in suo onore, se non erro, ho visto qualche foto sparsa su Insta. Ok, grazie Pixel. Sì, ho capito che è portoghese, ragazzi, ho capito. È ovvio, no? Dicevo Totò, è ovvio che è portoghese. Alfio Fioresta, oggi non siamo interisti, juventino milanisti, ma amanti del calcio. Addio leggenda, forza Napoli da milanista, ci mancherai. Grazie. Grazie. Scorrono veloci i messaggi, ragazzi. Anche oggi tristezza infinita. No, oggi siamo tutti, ma poi domani più di tutti. Non ho capito. Ok, vai ragazzi, traducete che io sto troppo male. Ah, ecco il video, ho capito adesso che mi hai passato, perché nel frattempo che mi passavi il link mi stava arrivando anche una telefonata e quindi ovviamente... Quindi questa è la petizione per cambiare il nome allo stadio. E magari a fine live la lascio in descrizione. O forse posso metterla direttamente. Mi arrisico a farla. Questa cosa qua. A cambiare... vabbè, lo faccio dopo, lo faccio nel prossimo video dove diventa troppo un casino, un macello. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio di essere insomma stati con me. Ho fatto questa cosa improvvisata per gestire la tristezza. Vi abbraccio forte e veramente vi ringrazio per essere passati a lasciare un messaggio, una parola, un ricordo. Se mi fa piacere, insomma, per quelli che si sono iscritti, vedrete, faremo dei bei contenuti, parliamo di calcio, speriamo di poter
di poter parlare di bei successi, io non ce la faccio più. Ovviamente devo staccare, devo ovviamente staccare. Grazie a tutti, se volete iscrivervi al canale mi fate almeno quella cosa, dice Maronna mia, che giornata di merda, però almeno ho avuto un pochino di soddisfazione su YouTube, vi ringrazio, e cerchiamo di divertirci poi nei video. Poi oggi sta poco da divertirci, però domani c'è la partita e quindi ci sarà la reazione e poi la reazione live postata e poi la live dopo, quindi non mancate. Iscrivetevi al canale Telegram, perché YouTube a volte non manda la notifica, e il video fa un piccolo inchino a tutti coloro che hanno lasciato un segno, e io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima. Scusate se non resto oltre, devo sentire mio padre, devo telefonare a mio padre, devo sentire gli altri anche nel gruppo Telegram. Vi mando un bacio, alla prossima, a domani, ovviamente a domani, per le solite cose. Da New York, Valerio Fluido.